Salve a tutti, qui è Giovanni Elgen, sono qui oggi per commentare una nuova battaglia navale avvenuta nell'arcipelago tra me e Coles 15, che a breve ci catapulteremo su questo arcipelago per osservare le truppe nemiche e le mie... aspetto. Eccoci qui, le mie truppe, scusate, la mia flotta è composta da da due bune d'assedio, una nave media samurai e una nave grande samurai e ovviamente la bune pesante del comandante. L'esercito, scusate, la flotta del nemico è composta da due cobaie con archi, una bune con cannoni e una bune con torre d'assedio, ovviamente il generale. Come possiamo vedere ho due unità del pack della nuova DLC, ovvero la nave media samurai e la nave grande samurai, delle unità davvero fondamentali per ogni esercito che hanno rivoluzionato quindi le battaglie marine. Infatti dispongono di uno scafo abbastanza solido entrambe, solo che la nave grande samurai ha il doppio come solidità dello scafo e inoltre una portata di tiro uguale alla nave media samurai, solo che possiede più uomini. Ovviamente le bune con torre d'assedio dispongono di 40 moschettieri più 5 spadaccini che non vengono utilizzati molto poiché queste navi servono per impaurire le navi più piccole come le cobaie con archi e altre navi come le bune con torre d'assedio o anche la bune pesante del generale se ben disposta in battaglia. Ecco, possiamo vedere che a breve inizierà lo scontro. Intanto la bune con cannone nemica si prepara a sferrare le sue cannonate contro le mie navi perché a breve entreremo a portata della nave ed eccoci, a breve darà fuoco alle polveri e distruggerà una parte dello scafo di una mia nave, se non ricordo male, della bune con torre d'assedio. Intanto il mio generale si ritrova nel redo del mio esercito perché è molto più lento ed ecco che arrivano le prime cannonate che colpiscono la bure con torre d'assedio ma non causano danni notevoli ed ecco che a breve ci avverrà lo scontro. Intanto il nemico cerca di spostare la cobaia con archi verso il fianco destro per cercare di aggirarmi. Intanto iniziano le prime, come possiamo dire, iniziano gli arcieri a scoccare le frecce sulla bune con cannoni che perde 5 uomini. Intanto la cobaia con archi viene colpita da una serie di frecce incendiarie, infatti inizia a vacillare e poiché le frecce incendiarie causano davvero diversi danni alle navi poiché li mandano in fuoco in fiamme, scusate. Successivamente possiamo vedere lo scontro dalla nave Grande Samurai e la Bune con torre d'assedio che si ritrovano in parità e la nave del generale che inizia a far fronte alla nave media Samurai. Intanto la cobaia ormai è andata perduta poiché è rotta e anche la Bune con torre d'assedio perché si ritrova bersagliata da due tipi di navi, ovvero la Bune con torre d'assedio e la nave media Samurai che influisce sul suo morale tramite le frecce di fuoco. Il generale vacilla poiché questa nave media Samurai è davvero grandiosa che riesce anche a scoccare le frecce fischianti, quindi causa davvero molti danni al morale nemico, o all'attacco corpo a corpo nemico, che in questo caso non è davvero utile, però in certe circostanze è davvero fondamentale. E anche la Bune con cannoni ne risente. Infatti, nonostante spari le sue cannonate, si ritrova in netta difficoltà anche perché il generale ormai è rotta e quindi il suo morale ne risente davvero. Intanto possiamo vedere le bune contere d'assedio che continua a sparare sopra la cobaia che ormai si è arresa. E adesso ci ritroviamo a osservare 4 navi, più quella del generale 5, contro una sola unità navale, ovvero la Bune con cannoni, che continua a sferrare questi colpi davvero notevoli sulle mie unità. La Bune con cannoni, come possiamo vedere, ha un rivestimento a quanto pare di una sorta di legno di palma sulla parte superficiale, infatti riesce bene a sopportare le frecce, non può essere abbordata poiché come vedete non c'è spazio per gli abbordaggi. Successivamente è davvero
è debole contro le frecce infuocate. Infatti vedete, appena le mie unità scoccano frecce infuocate al di sopra di quest'unità, inizia a vacillare, poiché il legno che si ritrova sulla parte superiore inizia a infuocarsi, e quindi il morale nemico ne risente. Possiede anche un'abilità, la bucata veloce, che permette di aumentare la velocità di questa nave, ma infine si è dovuta arrendere poiché in fiamme non ha possibilità di vittoria, e ho riportato un'altra importante vittoria su questo arcipelago. Grazie a tutti, Edward Van Helgen, alla